Friuli Venezia Giulia, una delle regioni alpine d'Italia caratterizzate da corsi d'acqua a carattere torrentizio, che con la loro forza creano fenomeni di erosione. Un classico esempio è la Fora del Vinavia. La gola è raggiungibile a 4 km da Tolmezzo percorrendo la strada statale 52, che risale il tagliamento fino a Villa Santina. Si prosegue seguendo le indicazioni per l'Auco e successivamente per la frazione di Vinaio. Viriamo stretto sul letto del fiume Tagliamento, dando uno sguardo all'abitato di Tolmezzo, alla Mariana e allo Strabut. Siamo a tu per tu con la parete rocciosa che sovrasta la località di Vinadia, sotto di noi, frazione di Villa Santina e punto terminale La Forra del Vinadia. Scavata dall'omonimo torrente, si snoda in una stretta e profondissima gola fino a raggiungere il comune di Villa Santina, con uno sviluppo di circa 5 km, di cui 3,5 scorrono in uno spettacolare orrido. Situato a 807 metri sul livello del mare, immerso nel verde e nel silenzio della sua bellissima conca, creata dallo scorrere millenario di 2 corsi d'acqua e dominata dal Monte Arvenis, paese di antiche tradizioni e nuove proposte, Vinaio è il punto di partenza di uno degli scenari naturali più suggestivi di tutto l'arco alpino italiano, il Canyon del Vinadia. Dal punto di vista architettonico si distinguono la chiesa dedicata ai santi Andrea e Tommaso e il campanile, a cui si accede attraverso un portale in pietra con arco a tutto sesto. Da ricordare fra le manifestazioni del folklore locale sono la processione del Venerdì Santo, la festa del fieno l'ultima domenica di luglio, la festa degli Scampanotadors a Ferragosto e la Madonna della Cintura il 12 settembre. Paese conosciuto anche per le sue antiche tradizioni di tessitori e venditori di stoffe, i Kramars. Famoso lo slogan "Tele di Vinai che non si sbrega mai". Possiamo vedere dalla mappa il percorso che andremo a fare.
termica gioca un ruolo importante nell'innescare i processi erosivi che portano alla formazione di una gola, ma altrettanto importante è la sua funzione di guida per i corsi d'acqua. Le numerose faglie e fratture che si vengono a formare durante una fase tettonica costituiscono le vie preferenziali di scorrimento dell'acqua, rappresentando punti di debolezza nelle masse rocciose. È per questo che molte gole sono impostate su fratture preesistenti ed è facile riconoscerle empiricamente perché presentano lunghi tratti rettilinei e curve ad angoli netti. Uno di questi esempi è costituito dalla forra del Vinavia. Troviamo un monolitico dente roccioso, grande come un condominio, che si è staccato da una parete appoggiandosi all'altro versante della gola, lasciando solo una stretta forra attraverso cui scorre il fiume. Dopo il suggestivo passaggio arriviamo alla spettacolare cascata del torrente Pipions. Il salto d'acqua è situato alla confluenza tra il Pipions e il Vinavia. Anche in tempi recentissimi e tuttora ci sono dei progetti per la costruzione di una centralina idroelettrica che dovrebbe prosciugare la cascata. Tutta la conca è stata sede negli anni 50 di progetti per la realizzazione di un invaso da parte della ex SADE. I più fortunati durante questa escursione potranno ammirare il merlo d'acqua dal caratteristico collare, che nidifica ogni anno in questi luoghi incontaminati. Ricordiamo questi posti solitari e silenziosi quando il 22 giugno 2003, giorno dell'inaugurazione, abbiamo potuto vederli affollati e gremiti di gente a corsa per il rito. Dopo il taglio del nastro e gli applausi di rito si manifesta l'entusiasmo della folla
che festeggia e ringrazia le varie autorità presenti e gli autori dell'opera realizzata. Ai ringraziamenti di Eleuterio, presidente della Provinario, seguono un breve discorso del sindaco e un commento del dottor Cainero Enzo. Avete fatto anche la rappresentanza del comune, l'assessore Udar, ma anche l'ingegnere Valle e associazioni varie, quindi questa Pasqua che sicuramente sarà un portavoce, se vero? Un portavoce in giro, e questa fora arriva in alzata. La Chiarnie, la montagna, e ha di credito al suo turismo, e ha di dimostrare con sindis, con VPO, collaboratori non servi per il Giro d'Italia, perché non hai mai veduto in 60 anni una collaborazione come questa. E il risultato si è veduto. E allora invece di continuare su queste strade, dopo l'inaugurazione iniziamo la discesa per il primo tratto del percorso attrezzato, realizzato con pedane, ganci e corde d'acciaio. Già il primo scorcio della gola, con pareti distanti pochi centimetri, è talmente suggestivo che ci ricorda un'antica fiaba su questi anfratti. Maria Joalda era una poema che piaceva soprattutto ballare. Una dì, intanto passava pel bosco del Ban, sopra il Vinadia, ha sentito une strane musiche, dal son vibrante che chiappava dal ballo, ma scure e lamentose. Ai lade verso il puesto da dove arrivava la musica, è saltata fuori in un splaccio verde, pieno di sorelle, in un cerchio di erba tagliata da poco, dove che ballava un gruppo di sbirsi. Come quando, das festas di paese, si ballava da place. Non arrivava a sta ferma e così ha cominciato a ballare. Ahí là donde un bellissimo giovane, perfai da cavaliere. Insieme a ballare come mazzi. C'è un momento di pausa, da un il team da musica che sameava esci da terra. Veni giù dagli alberi, passava attraverso i ramazzi. Intanto che si faceva portare da musica, accompagnata dal giovane con quale si gettava un crumben, ha sentito tal che spicciava il piede. A Sciplea pariorice calera e aiuto un grosso clauto rosinito. A lui chiappe su per buttarlo via, e si chiappe di colpo bessola, un splaccio pieno di barazzo dal bosco che faceva svaporare una penge fumate sotto una forte ploia fredda. Tutto all'era così cambiato e anche ieri si sentiva diversa, si sentiva vecchia, sempre più vecchia, come se la fumata l'avesse chiappata dentro e a facesse credesci e seguesci. Las gotas, come bugelas da ploia che la chiappavano, attaccavano a disfale come se fosse un pipinato di neve, facendola diventare un rio d'acque blanche come il latte, calcola di clap in clap fino a perdersi da sbugias dal Vinadia. Die, na era stata che la voce implorante, e entiamo voi alle qualchidun che al giuro di sentire, che voce lamentosa,
in tanca scipiert tal puron tal vinat. Usciamo da questo stretto e buio passaggio che ci ha raccontato la sua storia e proseguiamo il cammino. Diamo ancora uno sguardo dall'alto e intravediamo la stretta del Kenio, sottostante la località di Fuesse, e la provinciale che porta a Butea. Possiamo vedere la via attrezzata senza la quale non potremmo accedere a questi luoghi impervi, degni di un girone infernale. La caratteristica fondamentale delle forre è la verticalità dei versanti vallivi. Questa situazione può verificarsi solamente quando un corso d'acqua attraversa formazioni rocciose compatte, in grado di fornire un'elevata stabilità dei versanti. Paradossalmente, quindi, le rocce più favorevoli alla formazione delle gole sono quelle più resistenti, come calcari, graniti, basalti. Rocce più tenere e meno coerenti non sono in grado di sostenere pareti verticali e tendono molto velocemente ad evolversi in forme più dolci.
Siamo nel tratto finale del percorso e tutti stanno raggiungendo la meta, non senza qualche difficoltà. Inizia la risalita, che risulta molto più agevole della discesa. Uno dei tratti peggiori ci porta a strisciare sulle rocce, sotto una battente cascata gelida. Una doccia rinfrescante è quello che ci voleva, come se non fosse già abbastanza freddo. I'm trying to control myself, so please don't stand in my way. I've waited for the longest time, this is what I wanted in my way. Ci sono numerosi pertugi e anfratti tra gli enormi macigni che si sono accatastati sul fondo della forra. Move over, there's a climax coming in my way. Yeah.
dolce tepore di uno spiazzo di sole ci fa riscaldare e ci prepara ad avanzare. And now I'm coming out to play, so please don't stand in my way. And all the things that seem once to be so important to me seem so trivial now that I can see. Move over, there's a climax coming my way. Move over, there's a climax coming in my way. Yeah. I don't like you, don't compromise. Il fido canotto è stato indispensabile per non bagnare gli zaini e le attrezzature delicate. Guadiamo tutti assieme il passaggio più stretto e più scuro, tanto che fa quasi paura non vederne il fondo. Le gole sono il lato oscuro delle montagne. Nel loro fondo spesso non batte mai il sole. I racconti e le leggende vi hanno collocato entità sinistre e malvagie, popolandole di creature strane e proponendo episodi misteriosi narrati dall'ancor più misterioso rumore d'acqua che sale dal basso. Le gole sono una via di mezzo tra la perpetua oscurità delle grotte e la lunga e intensa luce delle creste. Ritroviamo gli amici che ci aspettavano e usciamo dalla forra per completare il percorso ad anello che ci porterà in paese. Sopra la cascata del Pipions, l'acqua ha inciso la roccia segnando profonde scanalature. Un'ate rarità che si chiate donde l'auk a chiaiuians, a son las casas dei gans, fai come schiavades da piere vive. Ande un intendilin, un'ate compagna culia vile, mi son palmartiar, ma queste ai sfonderate, invece las nostres, engia dopo tanti anni, a son intimo interias. Ai disin che i gans aieren una insalvadie. A sciolin ti tiemola sui crez, las talpades quanche sgrifignabil per spizzarsi las ongles, e l'ultim che le restat che i salvadis aian fat la piel a pont a chiaglians, se ben che l'era
un tocne mare, sospettose guardendo e con tune guarce di leone. Ecco, c'è mucca e lampetate. Ai son lasa clamalu perché urdes una man a sclapà un cioc di rol. E approfittando un momento che lui aveva picchiato la stalpa, tar sclotti nu vier per mezzo un coni, con un col di manciuele hai ampazzata via il coni e il gan alle restate chiappat come la volpe in de palizze e non l'ha più potuto pararsi. Alla vista del ponte su cui passa la strada provinciale, il percorso ad anello è completato. Salito il ponte, ci dirigiamo di nuovo verso il paese, lanciando un ultimo sguardo alla vetta dell'Arvenis. Esploriamo ora assieme il tratto terminale della Forra, partendo da Villa Santina e utilizzando un percorso artificiale che porta ad una presa di captazione idrica. Entriamo nel cuore della montagna attraverso una serie di buie gallerie, scavate nella roccia e illuminate di quando in quando da finestre che danno sullo strapiombo. Il rumore dell'acqua è assordante, reso ancor più sinistro e spaventoso dal buio impenetrabile. Da un cunicolo laterale scendiamo sul fondo del laguna, sotto uno stillicidio incessante d'acqua che cade dalle pareti. L'interminabile galleria, saliamo una scaletta che ci porta finalmente alla derivazione idraulica. Rimaniamo attoniti, guardando un masso di parecchie tonnellate sospeso sopra le nostre teste. Le gole sono un ambiente strano, raro e magnifico, dove sono potuti sopravvivere, evitando le insidie dell'uomo e al sicuro dalla concorrenza di specie più forti e vitali, piante endemiche e animali schivi, ormai estinti altrove. Le gole sono posti in cui entrare con rispetto, in punta di piedi, per godere del piacere dolce e forte di uscirne e di rivedere il sole.